Ciao amici telespettatori, buonasera a tutti, siamo sempre nella rubrica dei cuori solitari e questa sera vi voglio presentare un signore praticamente che è in cerca della sua anima gemella, la sua ragazza ideale. Non solo, è un signore che oltre a cercare l'anima gemella cerca anche una ragazza che sia disposta praticamente a lavorare per lui. Per cui oltre a essere praticamente la solita rubrica dei cuori solitari, questa sera praticamente faremo una miscelazione, un cuore solitario con un offro lavoro e soprattutto anche un talento, perché questo signore appunto ha un grosso talento che ora vi farò spiegare naturalmente da lui. Buonasera. Allora, tu ti chiami? Io mi chiamo Antonio Cultaggio, io ho un dono dalla Madonna di Trapani nelle mani e guarisco qualsiasi male che ci esiste. Guarisci le persone. Ora, di questo noi ne parleremo praticamente fra non molto. Intanto parliamo della tua anima gemella, tu vai cercando la tua donna ideale, giusto? Sì, c'è con... Ascoltami, hai detto ti chiami Cultaggio come? Antonio. Antonio, hai 54 anni. 54 anni. Tu sei praticamente originario di? Ummari, in provincia di Trapani. Sì, Ummari. Ascoltami Antonio, tu praticamente sei single per il momento? Sì, sì. Quanto tempo è che divorziato? Quanto tempo è che sei divorziato? Io il divorzio, l'ultima che la chiusura del divorzio è il 20 settembre. Sì, e quanto tempo è praticamente che tu sei single? Un anno e mezzo che sono separato. Un anno e mezzo. Sì. Hai figli? Ho due figli, una grande che ha 18 anni e già una bambina e un maschietto che ha 12 anni che è a casa con me. Esatto, tu lavori? Io sono pensionato, sì, e più mi dedico un po' alla campagna, che ho una piccola senia, coltivo cipolle e tutto. E più hai la casa di proprietà, hai detto? Sì, casa di proprietà, e più mi dedico a guarire le persone, esatto, alle guarigioni che hanno problemi di salute, vengono da me e io finora tutti quelli che hanno avuto problemi l'ho risolti, blocchi intestinali, certo, l'ho risolto. Vabbè, parliamo intanto, come ti ripeto, a un quarto d'ora non esiste più. Parliamo intanto di questa anima gemella. Dolori atroci, mal di schiena, mal di poso. Quindi la tua anima gemella la guarirai pure se soffre di qualcosa. Questo è logico. Per cui già siamo agevolati. Soffrono del cuore, circolazione del sangue nel cervello, io lo metto a posto. O dico, parliamo dell'anima gemella, sì, esatto. Che tipo di ragazza vai cercando? Tu parliamo dell'età. L'età, io partiamo da una base. 54 anni. Partiamo da una base di? Una ragazza o una divorziata, sulle 30 anni praticamente. Sulle 30 anni, fino ad arrivare a un massimo. Mi posso prendere mia figlia praticamente. Certo, fino ad arrivare a un massimo di? 50 anni anche. Quindi dai 30 ai 50. Dai 30 ai 50. Dovrebbe lavorare questa ragazza, non ha importanza, no, non mi interessa, io lo posso mantenere con il mio lavoro, che certo, vengono le persone, io li guarisco, non mi posso pagare a offerta, certo, perché non mi posso pagare, perché altrimenti la Madonna di Trapani me lo leva il potere che mi ha dato, che guarisco le persone. Io grazie alla Madonna di Trapani ho, certo, questo potere nella mano, che io guarisco le persone, la febbre a un quarto d'ora non esiste più. Logico. Ritornando sempre al discorso anima gemella, sì, giusto? Dovrebbe essere una ragazza praticamente separata, single, come hai preferenze? No, anche se è separata, anche se è divorziata, anche se ha figli, è la stessa cosa. L'importante è che tu praticamente te la passi con questa persona. C'è una legge che dice, un proverbio che dice che dove mangiano tre, mangiano quattro. Se c'è un bambino, certo, dove mangiano tre, mangiano quattro. Esatto. Mi sembra più che giusto. Va bene Antonio, ora invece passiamo all'altra cosa praticamente che dobbiamo dire, sì, e cioè praticamente che tu offri lavoro a una persona, sì, che verrebbe, diciamo, a stare con te, e per cui sì, e poi, che cosa dovrebbe fare questa persona praticamente? Mi aiuta quando ci sono le persone, e allora c'è quello che bisogna di collegarsi a terra, mettere la coperta a terra o la lettica a terra, e la persona si deve mettere a terra, dipende cosa ci deve fare. Cioè ti dovrebbe fare una specie di infermiera praticamente. Una specie di infermiera. Tu saresti praticamente teoricamente il dottore, sì, e lei ti fungerebbe da infermiera. Sì. Aiutarti praticamente nelle, sì, manipolazioni che farai, sì, esatto, sì, e poi guarigioni. La insegno pure a fare qualche massaggio e cose sulle persone, dipende, esatto, dopo che io faccio certi lavori c'è bisogno di massaggi, esatto, allora lei dovrebbe avere un'età particolare questa persona che dovrebbe venire ad aiutarti, non ha importanza. Non ha importanza. Perché sui 30 anni praticamente, perché ho 54 anni, la scrivo convivente, sono disposto pure a sposare appena c'ho il divorzio, se una donna che si vuole sposare. Certo. Parliamo ora invece dell'altro talento che tu hai, e ossia guarire le persone, sì, perché amici telespettatori, Antonio praticamente ha questo talento, questa fortuna di averlo, perché giustamente è una fortuna di guarire le persone che si sentono male, febbre, non so. La febbre a un quarto d'ora non esiste più, blocco intestinale a un quarto d'ora li sblocco, quando c'è bisogno di operarli io gastrite, con la mia mano. Gastrite nervosa pure? Praticamente sinosite, una bambina sinosite non poteva respirare, adesso la bambina respira bene, non ha più niente. Una persona che ha avuto un male tremendo
e questo ce n'è rimasta sempre, il mal di testa sempre di continuo. Cioè praticamente sei un fenomeno, tu sei un dottore praticamente che non ha bisogno di medicina. No, le medicine non ne do medicine io. Quante persone hai guarito fino Abbastanza, ad oggi? abbastanza. Tipo, una famiglia l'altro giorno 5 persone erano in quella famiglia. Tutte malate. E tu le hai guarite tutte? Prima la bambina quando sono arrivato là ci ho detto quello che ha preso il male qua dentro la bambina. Sì, perché la bambina cosa c'era, non te ne accorto, la bambina aveva la febbre a 38,6. La bambina c'è la febbre a 38,6, perché una donna mi ha detto già, la bambina c'ha la febbre a 38,6. Addirittura. Ci ho messo le mani sopra, dopo 10 minuti la febbre, la bambina non c'era più, la febbre è passata, la bambina dice non posso respirare subito. Ho messo la mano nel naso, ci ho fatto un massaggio nel naso, la bambina allora posso respirare tranquilla. Certo. Dice c'ho un mal di stomaco, c'ho il stomaco, tocco il stomaco duro come una pietra. Ci ho fatto il massaggio nello stomaco, io non c'ho più niente da bambina. Quella bambina non si voleva più staccare da me. Incredibile. C'è una bambina che la conoscerai. Dimmi, spiega agli amici telespettatori di Stranamore Siciliano com'è che tu guarisci le persone? Con le mani. Io con le mani faccio massaggi e scompariscono le mani. Cioè, come mai le tue mani praticamente posseggono questa... Grazie alla Madonna di Trapani, c'è un dono della Madonna di Trapani e dove passa la mia mano scompare qualsiasi mano. Cioè praticamente le tue mani praticamente emanano caloria? No, non danno caloria. Non emanano faccio massaggi, io sblocco le vene nel cervello, tutto. Le vene, io ho problemi di vene, io li sblocco. Con gli ictus pure? Sì. Io l'altro giorno uno ci stava arrivando il virus cerebrale, tutto che il virus cerebrale dopo, aveva tutte le vene raggruppate qui, ce l'ho messe a posto, quello non ha più niente, sta bene, grazie. È incredibile. Quale malattie riesci a guarire? No, io praticamente... Malattie, chiamiamole malattie. Io ho messo pure le mani anche su persone col tumore e ci ha abbassato subito il dolore. Addirittura? Sì. Guarda che è importante quello che dici. Trovare una persona che piange come un bambino, ci ho messo le mani sopra, l'ho lasciato, ora dici, posso resistere, sto bene ora. E il tumore gli è passato? No, ci è passato, c'è chiamato il dolore è quello, ci ha battuto il dolore. Cioè il tumore ce l'aveva sempre, però praticamente... Una persona anziana, l'altra volta ci sono andato a casa, quella signora, il bambino aveva la televisione accesa, dice io né la sento, dice neanche la vedo. Ci vediamo cosa posso fare. Quando mi sono andato di là... Una specie di morfina praticamente le tue mani sono, che calmano il dolore. E lei quando mi sono andato di là vedeva il televisore e la sentivo. Ho capito. E il disturbo c'aveva le gambe nere. Ci sono andato dopo un mese a controllarla, no, non bisogna controllare, dice sto bene per bene, dice. La televisione la vedo, la sento, dice, e le gambe ce l'ho perfette, dice, non ho più niente. Quindi ricapitolando praticamente la tua casa è sempre piena di persone che ti vengono a trovare? Che come io pubblicità non ho fatto, proprio gli amici, quelli che lo stanno mi vengono a trovare, non ho fatto pubblicità, cioè, è la prima pubblicità che sto facendo. Ascoltami, ma tu praticamente per queste prestazioni ti fai pagare? No, io non mi posso pagare, è a offerta. A quello che vogliono dare. Perché cioè praticamente se uno guarisce, praticamente ti fa un'offerta di quello che si sente. Di quello che si sente di dare. Perché quando dai medici pagano senza che ci fanno niente. Uno l'ho guarito l'altra volta e questo aveva 3 anni e faceva iniezione di cortisone. Cioè tu quale garanzia praticamente porti per le persone praticamente che guarirai? Cioè, se guariscono ti pagano? Se guariscono ti fanno l'offerta praticamente, se non guariscono offerta niente. Finora tutte quelle che ho messo mano sopra ho guarito a tutti.
Cioè parliamo di percentuale, su 100%, su 100%. Tutte quelle che ho avuto sono passate sotto le mie mani. Amici telespettatori, è una cosa favolosa. Io l'ho guarite finora. Tutte quelle che ho messo le mani sopra sono state tutte bene. Per tutte cui allora bene. facciamo anche questo annuncio per televisione. E non avere più altri dolore. E quella il male sempre in testa, punture di cortisone, quella non ha più nessun problema. Ci ha detto l'iniezione di cortisone, ci dice se fa il medico. Come è venuta una persona da me che dopo 3 giorni lo dovevano parlare di ernia a disco, invece quello non aveva niente. Tu gliel'hai fatta rientrare? Me l'hanno portato con la testa in mezzo alle gambe, invece quando lui se n'è andato con la macchina. Ci ho detto devi portare la macchina tu ora. Incredibile. Complimenti. Complimenti. Vabbè, amici telespettatori, state praticamente conoscendo il signor Antonio, che praticamente chiamiamolo un guaritore. Per quelli di voi che avessero bisogno del signor Antonio, che abbiamo detto lui non si fa pagare, però naturalmente se vi guarisce sarete voi stessi naturalmente a fargli un'offerta di quello che volete. Potete contattarlo tramite il suo numero telefonico che state vedendo in sovraimpressione. Il signor Antonio è qua, è disponibile, è pronto a guarire chiunque, giusto? Sì. Ha dato la percentuale del 100%, non si scherza. Avevo messo mano sopra finora tutti il 100%, ho guarito a tutti. Per cui se c'è fra di voi qualcuno che si sente male, non so, giramenti di testa, qualsiasi cosa, mal di testa come me a 5 minuti non c'è più. Qualsiasi in 4 ore non c'è più. Perché sblocco le vrene, perché il mal di testa viene principalmente. Quindi mal di testa, nevralgie. Il mal di testa viene. Dolore mestruale pure? Sì. Sciolta, diarrea? Pure lo stesso. Questo non ci ho lavorato sotto le diarrea. Potrebbe succedere nella blocchi intestinali li ho sbloccati. Sì, i blocchi intestinali li ho sbloccati. Praticamente con l'ausilio delle tue mani praticamente tu gli fai passare tutto. Sì. Complimenti Antonio. È una cosa appunto da non crederci, ma se tu dici le persone dicono ma tu sei un santo, non sei. C'è da provare, quindi io posso assicurarti che ti proverò, se mi verrà qualche dolore particolare, non so, in qualche parte del corpo, allora ti verrò a trovare. Ti chiamo innanzitutto e ti verrò a trovare e così facciamo, constatiamo. C'è un male qua. Se tu il male ce l'hai qua, però il male è qua. Dici come c'è il male qua? Il male è qua, perché c'aveva il muscolo, ce l'hai, il muscolo fuori posto, qua c'è il tendine, stira, ti fa il male qua. Dice, ma tu davvero lo dici? Ci faccio così con la mano, ci metto il muscolo a posto, dice ma io non c'ho più niente. Ci ho detto, ha visto cosa? Io sapevo per quanto riguarda mali a livello di strappi muscolari, a livello di magari storte, magari quando cammina, che ci sono quelle persone che con le mani aggiustano. Però il fattore di praticamente guarire il mal di testa, il dolore mestruale, tutte queste cose. La febbre a un quarto d'ora non esiste più la febbre. Addirittura. Cioè meglio di una pillola praticamente. Le pillole il dottore se te le devono prendere. Esatto. Che assegnano le pillole alle persone. Amici telespettatori, state ascoltando, è una cosa praticamente incredibile. Per cui il mal di testa non lo sanno perché cosa avviene, neanche i dottori, certi dottori. Il mal di testa viene praticamente che è la circolazione del sangue che manca nel cervello e allora viene il mal di testa e si deve sbloccare la vena che è bloccata. Certo. E la vena che si blocca è di sopra l'orecchio. Io metto la vena a posto, se la sblocco e passa il mal di testa. Logico. Va bene. Ok, ripeto, amici telespettatori, per quelli di voi che avessero bisogno del signor Antonio che guarisce tutto, qualsiasi cosa, ripeto, qualsiasi, per cui possono rivolgersi direttamente chiamandolo ai suoi numeri telefonici che state vedendo in sovraimpressione, per quanto riguarda praticamente la guarigione. Ripetiamo invece per l'anima gemella, perché il signor Antonio cerca anche l'anima gemella a cui sarà disposto naturalmente ad offrire lavoro, che dovrà fungersi praticamente come un'infermiera che lo dovrà aiutare praticamente nelle sue guarigioni eccetera eccetera. Potrà farlo sempre ed esclusivamente chiamandolo ai suoi numeri telefonici che state vedendo in sovraimpressione. Il mio numero di telefono è 349 19 47 042. Lo stanno vedendo e lo sentite pure. Io abito a Ummari, in via Scudere numero 11. A Ummari. È in provincia di Trapani, perché non lo sapesse. Ummari, escono dall'uscita dall'autostrada di Fulgatore Ummari. In via Scudere, l'ultima casa è la mia. Va bene Antonio, ascoltami, è opportuno dire come passi il tempo nella giornata, essendo che sei pensionato, c'hai questa passione di guarire. Quando non guarisci o quando magari non fai qualche altra cosa, praticamente. Ma io che quando cosa non ho niente proprio da fare, quali sono? Io sono un muratore specializzato, vengono le persone che vogliono fare lavoro in pietra, io faccio lavoro in pietra e più mi dedico nella mia campagna che ho cipolle. Che ripetiamo, il signor Antonio c'ha la casa solo, con la campagna, l'uliveto, giusto? No, l'uliveto no, sono tutto piantagione di verdure. Pomodoro, problemi di verdura, un po' di tutto. Esatto. Un po' di tutto, basilico. Per chi viene praticamente ad abitare con te non ha più problemi. No, che problemi? Zucchini ci possiamo tirare in testa. Zucchini belle sono. Va bene, amiche telespettatrici, ripeto,
per chi volesse contattare il signor Antonio, 54 anni, di Ummari, in provincia di Trapani, può farlo chiamandolo ai suoi numeri telefonici che state vedendo in sovraimpressione. Per la rubrica dei Cuori Solitari Alberto vi saluta e vi saluta anche Antonio Murtaccio vi saluta. Ciao, benvenuti ciao. a casa mia. Chiamatelo, ciao ciao. Per contrattare pure posso andare quando non si possono muovere pure anche a casa. Perfetto, servizi a domicilio, telefonando sempre ai tuoi numeri telefonici. Telefonando io. Perfetto, va bene, amici telespettatori, ciao ciao. Oh yeah.